forze. Ornella De Muro, confidate anche su questo aspetto per il risultato finale? Certo, guardi, innanzitutto comunque voglio ringraziarla di una cosa, l'aver sottolineato che non solo sono appunto la segretaria nazionale di un partito, essendo donna, insomma, questo fa notizia nel panorama politico italiano, nonché sardo. La ringrazio perché Fa tristemente notizia forse. esatto, sottolineare questo, appunto, già la dice tutto su quella che è la politica italiana. Insomma, lo si vede anche da questo insomma, siparietto dove i tempi che abbiamo per comunicare con i nostri elettori sono sempre talmente ristretti che impiegarli veramente a queste beghe la dice tutta su quello che è il percorso di IRS, che appunto è un percorso, come sappiamo, ormai questo per fortuna sta arrivando a tutti i sardi, un percorso di indipendenza della Sardegna assolutamente così con un progetto di sovranità nazionale piena, proprio perché abbiamo visto le forze di centrodestra e di centrosinistra che per 60 anni hanno mal governato la nostra terra, ci hanno portato non soltanto a non avere nessuna sovranità nei territori, come appunto in questo caso parliamo della provincia di Cagliari, ma siamo arrivati a questo, a vedere queste beghe individualiste. Noi siamo ben lontano da questo tipo di politica, quindi per IRS avere una donna sia come candidato alla presidenza della provincia sia come segretario politico rientra nella nostra forma mentis, quindi è normale che sia così, non dovrebbe essere assolutamente una notizia, quindi ben venga il nostro percorso politico che è assolutamente innovativo, creativo, fatto appunto da una classe di dirigente, no? Noi già dirigiamo così il nostro partito con una struttura nuova, organizzata, fatta di giovani, di competenze specifiche e questo vuole essere già il nostro modo di mettere in pratica quella che è la nostra società futura. Io sono reduce, stamattina abbiamo creato la prima nostra giornata di vera politica in quanto abbiamo chiuso ieri sera col comizio tradizionale finale e stamattina eravamo già all'opera. Abbiamo organizzato un mercato di filiera corta, che questo è il nostro obiettivo proprio per amministrare la provincia. Ne vorremmo fare non uno, come si è intravisto negli ultimi 5 anni, ma tanti, quindi per dare la possibilità ai produttori, agli artigiani sardi di vendere i loro prodotti e far sì che i nostri centri storici siano ricchi. Quindi io sono già reduce, così in qualche modo, di una prima giornata politica. Ornella De Muro dell'IRS. Beh, abbiamo visto un bello spaccato dalla politica italiana questa sera, abbiamo scoperto anche di essere i piedini dell'Italia, ma chiaramente noi non crediamo di essere i piedini o piedi di nessun altro. Noi siamo una terra che assolutamente può lavorare da sola, rimboccandosi le maniche e iniziando appunto da un ente come la provincia, iniziare a ricostituire il tessuto produttivo di questa terra in maniera seria. Noi crediamo che sia veramente la chiave di volta sia per l'intera nazione sarda, ma soprattutto per la provincia di Cagliari, che da sempre è un territorio che così si è caratterizzato per una forte presenza di piccole e di medie imprese che chiaramente vanno assolutamente supportate da una buona politica, da una competente politica, creando delle sinergie sia tra i piccoli e medi imprenditori, ma anche e soprattutto insieme a tutti coloro che lavorano nel mondo della ricettività, nel mondo del turismo, quindi nel mondo anche però della tutela e della salvaguardia dei monumenti sia naturali che archeologici, che sappiamo benissimo sono tantissimi. Grazie a una buona politica la provincia può tranquillamente creare dei circuiti molto attrattivi, ma non soltanto per dei turisti che spesso noi immaginiamo che vengono da lontano. I primi turisti siamo noi e dobbiamo essere noi, quindi anche cercare di ricostituire quel mercato interno di prodotti alimentari che tanto ci manca, perché sappiamo benissimo che importiamo l'80% dei prodotti e quel poco che viene prodotto non soltanto non viene consumato, spesso lo ritroviamo in magazzini o finisce nella cosiddetta filiera lunga. Quindi con una buona politica che crei delle sinergie poi insieme anche a degli accordi con l'università, quindi costituendo tutte quelle competenze professionali che mancano oppure si sono perdute, quindi coloro che sanno fare piani di marketing territoriale o comunque veri operatori che possano guidare appunto, ripeto, sia i turisti ma gli sardi stessi
Oramai anche noi amiamo conoscere la nostra terra, già almeno da 10-15 anni abbiamo quest'uso, questo va incentivato. Naturalmente questo può essere fatto se si crede nella nazione sarda, se si crede che si possono realizzare da subito delle politiche di sovranità territoriale, e questo lo si può fare se una classe dirigente non ha certo continue appunto beghe con gli altri, perché la capacità politica significa anche andare d'accordo con gli altri amministratori. Proprio un ente come la provincia deve creare sinergie tra gli enti locali o le comunità montane. Quindi sinceramente persone che ormai amministrano da tanto tempo, abbiamo sentito un senatore della Repubblica che insomma dice che è 16 anni che fa il senatore, ma qui abbiamo praticamente delle persone di centrodestra e centrosinistra che sono talmente tanti anni che governano e hanno pure governato male, che è proprio il caso che lasciano governare non soltanto i giovani, ma proprio le persone che ormai hanno acquisito anche competenza negli anni e sanno sicuramente che il fine della politica sono i sardi e la Sardegna, e non certo così diventare semplicemente il riflesso di una cattiva politica italiana, o comunque anche di una buona politica italiana dove noi comunque non rientriamo. Quindi noi dobbiamo essere assolutamente protagonisti delle nuove politiche industriali, di politiche industriali che probabilmente non abbiamo neanche mai visto che quelle che invece ci hanno preceduto, come l'Alcoa, la Vinyls, eccetera, è un'industria agonizzante, inutile, che ci ha creato soltanto ed esclusivamente danno. Noi siamo convinti di poter iniziare. I sardi che incontriamo molte volte ci dicono: beh, io non volevo andare a votare, ma stavolta mi sa proprio che voto voi di IRS, perché siamo veramente abbastanza stanchi, qualcuno usa anche termini peggiori riguardo alla politica attuale. Ora capisco anche questa, diciamo, stanchezza. Allora, 2 interventi immediati per creare sviluppo e occupazione nel programma dell'IRS. Qualcosa ci ha già detto in precedenza. Una buona politica di defiscalizzazione, quindi proprio attraverso degli sgravi fiscali, già la pressione fiscale. Zona franca. Non tanto la zona franca, perché questo crea diseconomia, ma creare proprio invece una nuova economia alleggerendo semplicemente il fisco dei nostri lavoratori, perché come sappiamo insomma già solo il 50% del lunario va a finire in tasse, quindi questo è importante. È importante anche, per esempio, defiscalizzare quelle imprese che si insediano nei centri storici o che vogliono insediarci nei centri storici. Quindi, per esempio, si decide di non far pagare determinate tasse, che so, una tassa sull'immondezza o via dicendo. Questo può essere uno sgravio fiscale importante. Ma anche intervenire subito sulle infrastrutture, in modo particolare su quelle scolastiche, visto che la provincia ne è, diciamo, proprietaria degli istituti superiori, che sono abbastanza, diciamo, decadenti e fatiscenti, vanno assolutamente rivisti. E sicuramente tutti quei giovani, come è stato già detto, che lavorano attualmente in uno call center, i giovani sardi non devono lavorare nei call center a vita. I call center in Europa sono dei luoghi di passaggio per i giovani, si fa il turnover, no? Si va lì, si fa un'esperienza e si va via. Noi leviamoci dalla testa veramente che un giovane debba essere destinato a vita a lavorare in un call center, quindi questo trasformato chissà in che cosa. Dobbiamo intervenire anche seguendo questa linea sui servizi sociali in modo proprio determinante, e sicuramente una delle cose più importanti che può fare la provincia è creare degli osservatori permanenti, stabilire quali sono le disabilità presenti nella provincia, quali sono le famiglie che hanno bisogno d'aiuto, quali sono le madri lavoratrici, dove portano i loro bambini, quindi aprire dei nuovi asili, cioè queste sono sicuramente tutte quelle iniziative che la provincia può già migliorare quella che è la società, sia sotto il profilo economico e produttivo, ma anche sotto il profilo civile e sociale del nostro territorio. Tra i cari questi all'IRS, battaglia contro il nucleare, contro le pale eoliche? Sì, assolutamente, ma la questione eolica IRS che l'ha portata avanti ormai da 5-6 anni, come quando si parla di sovranità si parla fondamentalmente di IRS, adesso a quanto pare sembra diventata una parola di tendenza. La politica sarda, non si capisce bene perché adesso tutti parlino di sovranità, che si facciano queste politiche di sovranità, ben vengano, un conto è scrivere i libri, un conto è fare una politica di sovranità.
Comunque aggiungo 2 punti per quanto riguarda appunto il nostro programma proprio per la provincia. Sicuramente una cosa è necessaria creare un osservatorio permanente sul diciamo, l'utilizzo proprio dell'energia, no? In quanto consiste l'approvvigionamento delle singole aziende, se ci sono sprechi, se non ce ne sono, ma anche l'approvvigionamento domestico. La provincia ha questo ruolo di osservatore ed è importante stabilire. Naturalmente in questo bisogna anche fare in modo che si incentivino assolutamente le energie alternative. Questo è un punto fermo del nostro programma. Siamo l'unico partito nazionale sardo presente in tutte le 8 province con i propri 8 candidati. Siamo quindi l'unica forza che veramente può rappresentare la classe dirigente nuova, onesta, competente, pronta da subito ad entrare nelle istituzioni sardi per realizzare quelle politiche di sovranità territoriale che ci porteranno alla creazione della Repubblica di Sardegna.